Bene, benvenuti, grazie per essere qua. Penso possiamo cominciare i nostri lavori. A me tocca qualche saluto di apertura, come da programma, almeno un ringraziamento tra quelli diversi che dovrei fare nei confronti di molti dei presenti, ma quello più istituzionale è quello dovuto per la Presidente del Consiglio Comunale, la dottoressa Damiano, che è qui in rappresentanza del Sindaco del Consiglio. Detto questo, cominciamo i nostri lavori con una giustificazione. Avevate visto nel programma che tra i saluti che venivano portati c'era è previsto quello di Gian Antonio Danieli, che è Presidente Emerito dell'Istituto Veneto. Non solo è Presidente Emerito dell'Istituto Veneto, ma è lui che aveva la presidenza e la responsabilità dell'Istituto quando ha cominciato a nascere, a progettarsi questo convegno. Quindi la sua assenza dovuta a problemi di carattere personale è non solo più che giustificata, ma porto a nome anche suo i saluti a voi tutti. Dopodiché mi permetterei anche, approfittando del tempo i 2 minuti che vi avrebbe tolto il saluto di Danieli, di prenderne 4 io di minuti per il saluto. Per qualche considerazione che mi permetto di fare molto modestamente, avendo pensato un po' alla genesi e allo sviluppo di questo convegno vostro, e mi sono appuntato anche le cose per ricordarmele. In genere non lo faccio, ma questo è un segno di rispetto e di timore nei confronti. Spero di no, ma... No. Devo dire che è con molto piacere che io porto questo saluto del nostro Istituto Veneto per questa iniziativa, per questo anniversario rispetto a quel 29 marzo di 5 secoli fa, che è a quella data che risale appunto, e lo sapete meglio di me, la provvisione del Senato di Venezia e del Maggior Consiglio della Repubblica, che diceva esattamente che tutti gli giudei che de presenti si trovano a abitare in diverse contrade di questa nostra città fossero raccolti in un unico luogo. Devo dire che questi vostri lavori, questo progetto, si integra perfettamente nel quadro del progetto più largo Venice Ghetto 500, di livello scientifico molto alto. E ci tengo a dirlo perché così faccio ammenda di un'impressione della quale l'amica e consocia Donatella Calabi mi è diretta testimone. Quando ci siamo parlati per la prima volta di questo possibile convegno, io ho avuto l'impressione, e le dissi, che ci fosse una prospettiva che mi pareva troppo stretta nella sua venezianità. Una prospettiva che contrastava un po' a fronte della straordinaria dimensione che anche come immagine questo precoce ghetto veneziano aveva. Bene, ora dopo aver visto e vedendo ancora come l'iniziativa odierna si inserisce in un complesso di altre iniziative, in un quadro molto ricco, io credo che il taglio proposto sia giusto non solo ma anche molto importante. Quello cioè che mi pareva un limite, allora, la prima volta che ne abbiamo parlato, è la ragione invece della peculiare rilevanza che a me pare di dover cogliere in questo incontro specifico. E torno alla delibera del marzo 1516. C'è un passo che mi ha colpito nel rileggerla. La disposizione rispondeva a quegli ordini cattolici e necessari per ovviare alla perfidia ebraica che, per essere a tutti nota, è superfluo commemorarli. Era l'aria del tempo che spingeva ad una reclusione, ad una segregazione, ad un confino che peraltro poteva essere coerente e funzionale più della prevista espulsione, magari frutto di egoismo,
più che di presunta tolleranza. Si evitava la logica per cui i giudei non possono stare in questa città nostra salvo che giorni 15, con un escamotage per cui per la urgentissima condizione di tempi viene permesso che i prefati giudei si riduchino ad abitare in Venezia, il ghetto, e questo principaliter perché le facoltà dei cristiani che erano in mano loro fossero preservate. Allora non tocca a me valutare gli storici che si occupano direttamente di queste cose, quanto di cinico, oppure di furbesco, oppure di generoso, oppure di egoista e crudelmente egoista ci fosse alla base di quella deliberazione, che era una deliberazione insolita. Quello che mi colpisce invece è il senso di un intreccio molto forte tra la città e la sua minoranza, che nel bene o nel male spinse a bypassare con un artificio certamente furbesco i categorici ordini cattolici e necessari. Ecco, io mi permetto di credere che la peculiarità della scelta veneziana di allora sia il segno di un intreccio, di una relazione, una trama che comunque la si giudichi marca nella continuità tipica di tutta la storia veneziana una coesistenza di fatto che ritrovo in clamorose tinte proprio nel convegno che oggi si apre, in cui la proiezione europea delle vicende si confronta col ruolo grande che la presenza ebraica, in un modo o nell'altro, sotto una luce o sotto un'altra luce, ha avuto e ha soprattutto in questa Venezia dell'800, 900 ed oltre, che è uno degli oggetti specifici di questo nostro convegno. Ecco, per questo io dovevo fare questa pubblica ammenda e spero di essere perdonato da te di quella sensazione iniziale sbagliata. Io credo che a questo punto possiamo cominciare i nostri lavori. Chiederei al Presidente della Comunità Ebraica di Venezia, Paolo Gnignati, di dirci qualcosa. Grazie. Ringrazio il Presidente dell'Istituto Veneto per queste parole e per l'invito a dire appunto due parole che sono ovviamente di saluto e di augurio per i lavori che state iniziando. In questo convegno si inserisce nel quadro delle manifestazioni volte a ricordare e assegnare il 500° anniversario della Costituzione del Ghetto di Venezia, e quindi è ormai nella seconda parte di questo 2016 che ha visto questa serie di manifestazioni. Per cui, se non ancora un momento di bilanci, è forse già un momento di riflessione matura su quello che è stato fatto e quello che si sta facendo. E, diciamo, il senso di queste manifestazioni abbiamo in tutti i luoghi cercato sempre di significarlo. Non è certo mai stato di celebrazione, ma di adempimento di un impegno civile, perché sicuramente gli ebrei hanno vissuto il ghetto come momento di minorità, come momento di segregazione, e in questo modo è nato. Purtuttavia la storia degli ebrei a Venezia, qui il vostro convegno si occupa di un periodo successivo, però è comunque, per fortuna, la storia anche di una minoranza che ha creato molto, che ha interagito con la città e ha interagito non solo con la città, ma appunto in una prospettiva non solo veneziana ma anche europea. Quindi il senso del 500° anniversario è quello di, al di là di onorare la memoria di chi, nonostante le difficili situazioni, ha prodotto, ha mantenuto orgogliosamente una identità, si è anche messo in rapporto con l'altro e ha in qualche modo contribuito, non meglio, non peggio di altri, a quella che noi oggi crediamo di poter definire come una condivisa identità culturale europea.
Ora, le manifestazioni che si sono susseguite hanno avuto diversi piani. C'è stato il piano formale del ricordo il giorno del 29 marzo alla Fenice. C'è stato e c'è tuttora la mostra che la professoressa Calabi ha sapientemente allestito con l'aiuto e l'assistenza in collaborazione con la Fondazione dei Musei Civici e il Comune di Venezia, che è un momento ovviamente da un lato di approfondimento, ma anche necessariamente divulgativo, perché ovviamente noi abbiamo ben presente quanto sia necessario resistere alla tentazione di mantenere questo tipo di manifestazioni solo a un livello in qualche modo non diretto a una generalità, perché poi è la generalità che in qualche modo ha avuto nel passato un pregiudizio, ha necessità di essere in qualche modo resa nota, resa edotta di quella che è la storia, di cui tutti noi siamo figli, tutti noi come veneziani, come italiani. Ecco, allora, abbiamo poi, oltre a questo, una serie di convegni, fra cui il convegno di oggi spicca ovviamente, abbiamo avuto dei convegni ospitati anche a Palazzo Ducale, sul ghetto e sul periodo del ghetto. Abbiamo adesso un convegno su quello che è il contributo degli ebrei alla vita successiva. Ecco, quindi voglio dire, se posso, la soddisfazione di questa manifestazione nel suo complesso è quella di essere riusciti a coinvolgere, appunto, prima di tutto una serie di istituzioni. Qui mi fa piacere poter ringraziare nuovamente il Comune di Venezia per primo, perché il Comune di Venezia e l'attuale sindaco è stato particolarmente ricettivo nel comprendere il significato di queste manifestazioni, ma al di là di questo la Regione Veneto, una serie di istituzioni prestigiose come l'Istituto Veneto, l'Ateneo Veneto, l'Università Ca' Foscari di Venezia. E quindi in sostanza la caratteristica, se posso, di questo cinquecentenario è stata la comprensione da tutta una serie di soggetti della complessità dello sforzo e della opportunità di coadiuvarlo in una lettura dai diversi angoli di quello che, ripeto, non è un tema ebraico, ma è un tema di impegno civile. E quindi complessità, e noi sappiamo quanto la complessità, l'esigenza di un approccio coordinato fra i diversi luoghi del sapere, fra i diversi luoghi della conoscenza e dell'azione sia necessario per affrontare quelli che sono i temi di oggi. Ecco, questa complessità penso che sia stata accolta dalla città e non solo dalla città. Quindi da questo punto di vista la comunità ebraica è lieta di aver potuto contribuire a offrire un'occasione. Chiudendo, ecco, io volevo dire che più in generale l'ebraismo italiano ha in atto un cambiamento di prospettiva sul piano dell'impegno civile, perché credo che soprattutto dopo gli anni della guerra, in cui ovviamente troppo bruciante era il ricordo di quanto è successo anche in luoghi in Torre d'Avorio, in danno e legata alla persecuzione ebraica, ma dicevo successivamente, prima di tutto la grande svolta è stata l'istituzione della giornata della memoria. L'istituzione della giornata della memoria che non è
un qualcosa per gli ebrei, è ovviamente un qualcosa per i cittadini, è un qualcosa per riflettere su quello che è successo e su quelle che sono le forme di impazzimento, di degenerazione anche di società che si ritengono che si ritengono avanzate, ma che a un certo punto impazziscono e crollano. Ecco, più in generale, secondo me, è in questo senso che non solo l'ebraismo italiano a livello di UCEI, ma le comunità hanno dato un segno di voler intervenire nella vita civile, non a preservare la loro posizione, ma a usare lo spettro di quella che è la storia ebraica come appunto prisma attraverso cui vedere la storia, attraverso cui vedere da un lato una comunità, una minoranza che si mantiene e contribuisce, ma d'altra parte è un prisma per vedere quelle che sono le difficoltà del progresso. Da questo punto di vista i 500 anni costituiscono in chiave veneziana una peculiarità, perché proprio ancora una volta i 500 anni non festeggiano nulla, ricordano qualcosa che è stato in partenza molto negativo, ma si pongono poi tutta una serie di domande e l'essere riusciti a coinvolgere tutta una serie di istituzioni è da un lato un momento di soddisfazione per una sensibilità che evidentemente questa città ha e d'altra parte una sfida futura proprio perché in qualche modo questo è un cammino che in tema di impegno civile la comunità si sente di cercare con i limitati mezzi, senza nessuna particolare accanto a tutte le diverse realtà ma forte della propria storia, si sente di portare avanti. Un ringraziamento ancora all'Istituto Veneto e alla professoressa Calabi che indubbiamente è stata un artefice e io uso il termine motore di questi 500 anni. Grazie. Allora io comincio... Bisogna accendere? No, a posto. Poi comincio da qualche ringraziamento che mi sembra assolutamente doveroso. Prima di tutto a Gian Antonio Danieli, che purtroppo non può essere con noi oggi, ma che è stato davvero un supporter, direi quasi entusiasta. Quando io 1 anno e mezzo fa circa gli ho proposto di organizzare qualcosa nel quadro del cinquecentenario, ha dato l'intera e piena disponibilità dell'Istituto Veneto, ma con una partecipazione davvero molto significativa, una generosità assolutamente importante. Poi naturalmente l'attuale consiglio di direzione dell'Istituto Veneto e l'attuale presidente, che malgrado le perplessità iniziali comunque ha recepito e aiutato nell'organizzazione di questo convegno. Il comitato scientifico che si è costituito, nel senso che l'Istituto Veneto, come fa sempre, ha costituito un piccolo consiglio scientifico, comitato scientifico, costituito da Giuseppe Gullino e da Gianmaria Varanini, oltre che da me, per organizzare il convegno, scegliere gli interlocutori e così via. Sono soci effettivi tutti e tre eravamo siamo soci effettivi dell'istituto, con loro ho condiviso l'impostazione dei lavori. Infine Paolo Gnignati, last but not least Paolo Gnignati, che in tutto quest'anno del cinquecentenario mi ha supportato veramente con grande generosità e convinzione. E naturalmente la Presidente del Consiglio Comunale, che ringrazio di essere qui con noi. Come diceva Paolo Gnignati un momento fa, io credo che questa cosa del coinvolgimento di tutte o quasi tutte le istituzioni veneziane sia veramente un aspetto da sottolineare. Non è così frequente, sappiamo chi abita a Venezia che il coordinamento delle istituzioni veneziane è tutt'altro che semplice e non c'è dubbio che in questo insieme di eventi le istituzioni veneziane hanno davvero
collaborato. Non dico sempre trovato sinergie, le cose sono state complicate, qualche volta anche piene di contraddizioni, però tutto sommato siamo riusciti a coinvolgerle un po' tutte e questo è particolarmente importante. Non c'è dubbio che fra queste istituzioni non poteva mancare l'Istituto Veneto, non solo perché è una delle istituzioni culturali più prestigiose di Venezia in questo momento, ma perché, e lo vedremo nel proseguio dei lavori, ha avuto un ruolo importante nella storia dell'8-900 rispetto alla storia ebraica, con personalità assolutamente significative che ne hanno fatto parte, che ne sono stati soci effettivi o meno. Molto brevemente, il tema che noi abbiamo proposto e che, come dicevo prima, Danieli ha accolto con vera generosità, non è un tema così ovvio. La storiografia sugli ebrei si è soffermata di più sulla storia dei ghetti e della società ebraica in età moderna e poi sulla storia della Shoah. In qualche misura quello che è il tema di oggi è un tema un po' di nicchia. La questione del ruolo degli ebrei nella società civile fra 8 e 900 non è stato così esplorato, o perlomeno lo è stato in parte, ma non poi in modo particolarmente sistematico. Ora, in questo anno di cinquecentenario, in questo 2016, noi abbiamo avuto una serie di iniziative molto varie, molto variegate, molto ampie, sia dal punto di vista cronologico, dall'età medievale all'età moderna a dopo. Abbiamo avuto una serie di iniziative legate a questioni letterarie, a questioni musicali, al teatro, alla fotografia, iniziative varie che si sono verificate non solo a Venezia, ma prevalentemente a Venezia, in vari luoghi. Qui credo che in qualche modo cerchiamo non certo di completare, ci vuole altro, ma di arricchire il panorama delle proposte. E da questo punto di vista la scelta dell'argomento degli ebrei fra 8 e 900 in Europa, insistendo su questa cosa del Venezia e l'Europa, cioè degli scambi culturali fra Venezia e il resto del mondo, gli ebrei, Venezia e l'Europa è il titolo dell'esposizione di Palazzo Ducale, ma non è un caso, è un titolo che in qualche modo ha sovrinteso a tutte le nostre, a molta parte delle nostre iniziative, vuole insistere su possibili nuovi approcci. Noi abbiamo guardato al passato con le nostre iniziative, il cinquecentenario è per definizione il tentativo di ricordare che cosa è successo 500 anni fa e da 500 anni fa in poi, ma nello stesso tempo, e lo diceva prima Paolo Ignati, l'ambizione che noi abbiamo è quello che questa occasione, questo anniversario diventi occasione per riflettere sul presente e il futuro. E in questo senso individuare un tema, un insieme di temi come sono quelli della modernizzazione della società civile, del ruolo degli ebrei nella modernizzazione della società civile, fa parte di questa prospettiva verso il futuro, è un insieme di temi che non sono stati così esplorati e che lo vedrete dal tenore delle comunicazioni che sentirete, fanno riferimento a lavori in corso, a ricerche che sono fresche, che non sono il risultato, non verranno proposti i risultati di lavori vecchi o già fatti, ma una serie di riflessioni e di spunti che riguardano quello che si sta facendo oggi e che potrebbero anche essere ripresi in futuro. Questo tema della modernizzazione della società civile a Venezia, nel Paese e in Europa è sicuramente un insieme di questioni, di spunti che vorremmo riprendere. Qui lo dico e poi semplicemente faccio un riferimento molto breve, ma riguardano un insieme di questioni che non riguardano affatto la celebrazione, lo diceva prima Gnignati, dell'anniversario, ma piuttosto la proposizione di una serie di questioni che ci interessano, che vorremmo approfondire e che vorremmo approfondire in modi vari, con altri dibattiti, altre conferenze, presentazioni di libri, forse piccole mostre, cercando di far diventare questo anniversario un pretesto per continuare a far interloquire fra di loro le diverse istituzioni
e fra le altre appunto l'Istituto Veneto, la comunità ebraica, eccetera. In questo senso la diversità, una certa diversità che sicuramente è esistita fra la situazione veneziana e altri ghetti, altri luoghi ebraici in giro in Europa, e le contraddizioni di tutto questo fanno parte pesantemente dell'insieme di questioni che ci interessa. Voi avete visto, quelli di voi che sono stati a vedere la mostra di Palazzo Ducale, come si sia insistito sulla l'età contemporanea, che appunto è in qualche misura una nicchia storiografica che non è poi stata così esplorata in anni recenti. Flussi migratori e l'insieme dell'Europa coinvolta in questo insieme di questioni fanno parte delle nostre prospettive. Vedrete e sentirete degli studiosi che sono di provenienza molto diverse. Alcuni vengono dall'Università di Padova, dall'Università di Venezia, altri vengono da paesi più lontani. Abbiamo preso in considerazione alcuni casi europei. Avremmo potuto ampliare moltissimo, naturalmente. Ci sono dei limiti dati dalle condizioni reali organizzative, ma il fatto di aver coinvolto Amsterdam, Parigi, Vienna e Firenze sono significativi da questo punto di vista, di questa volontà di aprire e mettere in rete punti di vista differenti, attivando, se possibile, se ne siamo capaci, un confronto internazionale che vorremmo potesse continuare. Cioè l'idea di far circolare il nostro dibattito è assolutamente un punto di chiave dello sforzo che stiamo facendo. Far diventare tutto questo, il cinquecentenario e l'insieme di cose che abbiamo toccato nell'arco di quest'anno che sta per finire, far diventare tutto questo un'occasione culturale per il futuro è veramente un'ambizione che la comunità ebraica, l'ha detto un momento fa Paolo Gnignati, ma comunque una serie di studiosi che stanno lavorando su questo argomento hanno di assoluta importanza. L'ordine delle questioni toccate all'interno del convegno. In qualche modo l'ordine organizzativo del programma che avete sotto gli occhi è quasi venuto da sé. Parlandone con Beppe Gullino e Gianmaria Varanini, che come vi dicevo sono i membri del comitato scientifico, ci è sembrato quasi ovvio, quasi scontato di partire dal generale, di considerare appunto la situazione l'emancipazione in Europa, quindi prendendo in considerazione alcuni paesi che ci sembravano particolarmente significativi o di cui avevamo interlocutori, per i quali avevamo interlocutori con i quali siamo in contatto importante, alcune città capitali, quindi appunto Amsterdam, Parigi, Vienna e Venezia naturalmente, alcune personalità significative per la cultura ebraica nelle diverse istituzioni veneziane e venete, e l'Istituto Veneto, lo facevo un cenno un momento fa, è sicuramente una delle istituzioni importanti in cui la presenza ebraica è stata condizionante, ma anche l'università, le università, Padova e Venezia, il Collegio Rabbinico di Padova, insomma le istituzioni importanti nel nostro territorio. Per trattare poi dell'attività bancaria e creditizia, e poi un ultimo capitolo che non è sicuramente meno importante, anzi probabilmente è particolarmente significativo, che è quello di alcune famiglie fra XIX e XX secolo, fino agli anni delle leggi razziali e i modi anche in cui alcune di queste famiglie hanno attraversato il periodo delle persecuzioni. È chiaro che questo capitolo in particolare potrebbe ampliarsi all'infinito. È un inizio. Noi abbiamo preso in considerazione alcune famiglie e alcuni personaggi che meriterebbero uno studio più approfondito e che sarebbero sicuramente più numerosi di quanti riusciamo ad affrontare qui in questa sede. Ma non c'è dubbio che storie collettive e storie individuali si intreccino e che questo intreccio fra storie collettive e storie individuali sia per noi particolarmente importante. Significa anche cominciare a perlustrare in modo più sistematico gli archivi privati, le raccolte dei professionisti, disegni, lettere, documenti, testimonianze preziose
che stiamo cominciando sulle quali stiamo cominciando, alcune delle persone che qui sono presenti e che parleranno in questi 2 giorni, stanno cominciando a lavorare in modo molto sistematico. Allora, alcune figure che noi abbiamo proposto nel nostro programma, fra cui Gino Luzzatti, Enrico Castelnuovo, Ugo e Olga Levi, Giacomo Treves de Bonfili, con il fratello e la zia Enrichetta, i Sullam, i Vivante, i Salvadori, sono esemplari di uno spaccato che potrebbe essere molto più ampio di così, ma che mette insieme personalità differenti per origine geografica delle famiglie, per collocazione sociale, per collocazione professionale, anche per i rapporti che ciascuno di queste personalità o di queste famiglie ha avuto con la comunità ebraica e perfino con le loro tradizioni religiose. Abbiamo uno spaccato veramente di diversità, di variegatezza, che ci sembra particolarmente importante. Non dobbiamo pensare ad un insieme compatto. Gli ebrei erano tanti, erano diversi, avevano una molteplicità di origini, culture, atteggiamenti che ci interessa cercare di esplorare, anche nelle loro divergenze. La questione delle residenze ebraiche fra 8 e 900 è anche questa particolarmente importante. Quelli di voi che mi conoscono sanno che io sono particolarmente sensibile a questo aspetto, che è quello della localizzazione urbana, della storia fisica, morfologica della città. Il fatto che all'esterno del ghetto, una volta usciti dal ghetto, si siano costituite una serie di isole nelle città, non solo a Venezia, isole ebraiche, mi pare particolarmente significativo, almeno fino al 1938, fino alle persecuzioni. Quindi anche la consistenza del tessuto cittadino. Con questo convegno, quindi, a me sembra che l'Istituto Veneto cerchi di mettere a punto alcuni tasselli della storia otto-novecentesca degli ebrei in relazione al resto della società, Venezia in primis, ma il contesto europeo, e che questo pretesto del cinquecentenario, uso sempre questa parola, ma non la uso a caso, il cinquecentenario come un compleanno che è un compleanno importante in sé, ma che diventa pretesto per ragionare su questioni complesse e per affrontare un range di conoscenze e di spunti che cercheremo di sviluppare da adesso in poi. Io su questo insisto moltissimo perché sono convinta che sia possibile cominciare ad affrontare in modo più sistematico di quanto si sia fatto per il passato una serie di spunti che arricchiscono, che sono in grado di arricchire le nostre conoscenze e che forse le istituzioni veneziane, che in qualche modo sono state risvegliate da questo anniversario, possano cercare di affrontare da adesso per il futuro. Mi piacerebbe davvero che questo fosse un inizio e non una conclusione dei nostri lavori e credo che questo sia possibile. Abbiamo già in mente, alcuni di noi alcuni dei presenti in sala ne abbiamo cominciato a discutere, una serie di possibili iniziative piccole, più o meno significative, più o meno importanti, da lanciare per il futuro, che riguardino appunto l'attività culturale all'interno di questa città, complicata, difficile, ma insomma che è sicuramente una città molto vivace e che è in grado di offrire un panorama variegato.